La sanità resta nelle mani dei veneti. La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 251, ha accolto l'impugnazione della Regione Veneto relativa alla legge delega Madia di riforma delle pubbliche amministrazioni. Il Veneto potrà continuare a nominare i direttori generali delle ULSS e non sceglierli all'interno delle terne formulate da Roma. Per farci capire, è stato evitato che qualche manager che ha provocato disastri in giro per l'Italia, mandando in rosso i conti della sanità di alcune regioni, venga in Veneto. Per il governatore Luca Zaia è una sentenza storica. Siamo stati l'unica regione in Italia a portare avanti questa battaglia. Il centralismo sanitario governativo ha ricevuto un duro colpo. La regione Veneto, ricorda Zaia, contestava parecchi aspetti della riforma che, anziché fare evolvere il sistema, ne determinavano una profonda e irragionevole involuzione a danno del principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Di fatto, spiegano gli avvocati del Veneto, la sentenza ha affermato che il governo non può diventare sordo ai suggerimenti delle regioni e che non può sottrarsi alle procedure concertative che sono necessarie per garantire non solo il pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze, ma anche il successo delle riforme.